Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 930 di oggi, mercoledì 5 di febbraio dell'anno del Signore 2025, Sant'Agata, protettrice delle donne operate al seno e delle infermiere. Quindi, care ragazze che ci state ascoltando da 0 a 99 anni e oltre, la prevenzione, mi raccomando. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, perché tra l'altro, oltre a poterci sostenere e a potervi abbonare, dovete tenere presente che è fesso chi non
legge radiolibertà.net per il semplice e banale motivo che naturalmente si tratta di un giornale online. Ma senti Sveva, acceleriamo il qui Parlamento. Puoi chiamare subito l'onorevole Laura Cavandoli? Sì, certo. Perfetto, allora partiamo subito perché siamo proprio di corsissima, anzi di corsissima è lei, e adesso daremo voce all'onorevole Cavandoli che sta per entrare in aula a votare e ci dirà una cosa molto interessante, una cosa che tocca tanti di noi, me compreso, insomma, che apparteniamo a un'Italia che non è quella che cade nella solita retorica del 25 aprile. Per cui vai pure quando ce l'hai al telefono. L'onorevole Cavandoli è pronta. Allora vai con la sigla e andiamo. Qui Parlamento. Allora, l'onorevole Laura Cavandoli questa sera è nostra gradita ospite e io la ringrazio personalmente per questo DDL che tra poco ci presenterà. Buonasera e ben trovata. Buonasera a tutti e ciao, diamoci del tu. Ma volentieri, cara Laura, dici tutto. Allora, no, è stato un passaggio molto difficile perché effettivamente mancava nel nostro ordinamento il ricordo dei cosiddetti internati militari, cioè quelle persone che dopo l'8 settembre hanno scelto di non passare dall'altra parte, quindi di restare fedeli a quella che allora era la monarchia, al re e all'Italia, e per questo sono stati appunto deportati, soprattutto in Germania, e qui ovviamente avevano avuto una vita difficile, molti nei campi di concentramento, molti per proprio la loro natura di deportati e quindi considerati come traditori, se non addirittura diciamo peggio. Addirittura non furono nemmeno garantiti quelle che sono l'attività della Convenzione di Ginevra, quindi il riconoscimento dei diritti umani e dell'assistenza da parte della Croce Rossa. Quindi non solo un trattamento, diciamo, particolarmente violento, particolarmente incisivo dal punto di vista proprio fisico, delle vessazioni subite, delle malattie, erano circa 600.000 e molti ahimè non tornarono, ma anche dalla mancanza di assistenza e cura che veniva assicurata, insomma, almeno a una parte dei prigionieri. Questo non fu meritato da queste persone, per cui mancando una giornata che ricordasse chi aveva subito questo. Molti, abbiamo detto, si parla di 600.000 persone, molti erano morti, fortunatamente la maggior parte sono riusciti a tornare in Italia e anche su questi insomma, si stima che un 10% sia poi morto in Italia per le conseguenze delle sevizie, dei maltrattamenti subiti, e quindi chiaramente queste persone venivano diciamo sfruttate nell'industria bellica, nell'industria mineraria, nell'edilizia, insomma venivano fatte lavorare in condizioni durissime, e quindi era giusto un riconoscimento. Il riconoscimento è finalmente arrivato. Io avevo depositato una proposta di legge che è stata quindi abbinata a quella del collega Mulè di Forza Italia, e siamo riusciti ad approvarla nel settembre alla Camera, nel settembre dello scorso anno, mentre al Senato all'inizio è stato proprio uno dei primi provvedimenti che ha aperto il 2025. La grande soddisfazione, la posso dire, è che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di 5 giorni fa, il 31 gennaio, e quindi secondo le regole della vacatio legis entrerà in vigore insomma fra 15 giorni, per cui il 20 settembre 2025 sarà la prima giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Quindi credo che sia un successo che ricorda
una parte della storia importante, anche perché, e l'abbiamo messo anche nella norma, e ci tengo a dirlo, che sono comprese, diciamo, queste iniziative si intendono complementari rispetto a quelle previste per il 27 gennaio, giorno della memoria, perché ci furono anche diciamo delle deportazioni di internati che ahimè sono stati poi trasportati quasi tutti ad Auschwitz, quindi su base razzista, e però anche c'è una complementarietà anche rispetto all'anniversario della liberazione del 25 aprile. Quindi abbiamo cercato in Commissione Difesa, di cui io ero gentilmente ospite, il nostro capogruppo è Eugenio Zofili, quindi gentilmente mi ha ospitato, e di mantenere il taglio più ampio possibile che ci ha permesso di arrivare a quello che era una decisione all'unanimità. Io sono di Parma, sono stata eletta a Parma, quindi ci tengo a ricordare un internato importante, un internato famoso che conosciamo tutti, se non altro perché ha scritto Don Camillo Peppone, che è Domannino Guareschi. Che non muoio neanche se mi ammazzano. E quindi effettivamente una persona che ha avuto sempre un grandissimo coraggio e ha affrontato con coraggio anche questo anno e mezzo di fatto, perché lui tornò dopo il 45, di prigionia e di esilio, perché forse sulla prigionia diciamo finì prima, ma l'esilio invece continuò ancora, pur riconoscendosi, e quando tornato ci ha dato tutto questo, insomma la sua arte, la sua capacità, ha trasmesso tutto l'amore che aveva per il nostro paese. Quindi credo che sia un passo importante, e un ringraziamento va fatto alle tante associazioni che ci hanno sollecitato in questa direzione, in primis l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, ANED, vado in ordine alfabetico, poi l'Associazione Nazionale Ex Internati nei lager nazisti, la ANEI, e infine l'ANRP, che è l'Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione ai loro familiari, che con il suo centro studi ha effettivamente sollecitato in primis questa proposta di legge, e ha quindi un ruolo di coordinamento, perché nella proposta di legge noi prevediamo delle iniziative che coinvolgono non solo la pubblica amministrazione, le istituzioni, ma anche diciamo le scuole, quindi che ci sia veramente un percorso di conoscenza e un percorso di diffusione di questa giornata e di questa memoria di persone che effettivamente non erano finora state onorate. Io, come nella mia proposta di legge, avevo previsto appunto che ci fosse una festività nazionale, chiaramente, e questo siamo riusciti a inserirlo non come festività dal punto di vista lavorativo, ma dal punto di vista che viene inserita fra le celebrazioni in cui si deposita una corona dall'oro all'altare della patria, quindi diventa una cerimonia ufficiale dal punto di vista anche istituzionale e insomma, delle altre istituzioni. Quindi credo che sia un passaggio importante e che dà una testimonianza sulla memoria che non era dimenticata, perché ci tengo a dirlo, ma non era riconosciuta, almeno con una proposta di legge. Il 20 settembre è proprio il giorno, perché questo non l'ho detto, nel quale Hitler nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati, quindi togliendole anche a queste persone proprio la dignità di essere prigionieri, ma solamente internati, solamente persone che erano solamente schiavi. Sì, purtroppo schiavi, ma per di più perché secondo quella che doveva essere l'idea di Hitler era proprio il discorso di dire hanno tradito l'Italia, insomma, era tutto questo rapporto ovviamente all'adesso dell'armistizio, in cui effettivamente chi aveva fatto una scelta doveva cambiare la scelta secondo quello che era il volere di Hitler, per cui insomma, una memoria difficile
ma che bisogna tramandare, di una storia difficile che va tramandata. È un gesto di civiltà che appartiene tra l'altro a quel dovere che gli italiani hanno di riconoscersi in tutta la loro storia. 600.000 ragazzi che sono diventati schiavi al servizio di Hitler. Il nonno di un mio caro amico è stato alla Dora Mittelbau, dalla Calabria fino a scavare nei tunnel delle fabbriche sottoterra volute da Hitler. Sono stati trattati in una maniera disgustosa. La Germania non credo si sia comportata con molto stile nei confronti dell'Italia nel dopoguerra su questo tema, per cui a maggior ragione il dovere della memoria è importante. Sono stati italiani che hanno detto no a Mussolini e no a Hitler. Io spero che si possa arrivare più avanti a un'aggiunta a questa legge. Gli altri italiani che hanno detto pure loro no a Hitler e no a Mussolini, che sono stati i prigionieri italiani degli alleati, che dopo l'8 settembre ricevettero un foglio di carta arancione, e su questo foglio di carta arancione c'era spiegato: caro prigioniero italiano, il tuo governo ha scelto di allearsi con noi e di cominciare la cobelligeranza. Tu vuoi rispettare le scelte del tuo governo oppure no? E i prigionieri italiani, che erano prigionieri degli alleati, in massa dissero no al fascismo, al passato fascista, e seguirono appunto l'Italia del Regno del Sud di Brindisi, che poi è diventata, che poi si è avvicinata al referendum del 2 giugno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, anche loro, io, se fosse possibile, più avanti, sarebbe giusto ricordare anche loro, perché così finalmente avremmo recuperato tutta la giusta storia del nostro paese, soprattutto sottraendola alla vergogna dell'oblio a cui gli internati militari in Germania sono stati condannati. E questa è stata una cosa veramente disgustosa, perché non è stato qualcosa di pittoresco quello che loro hanno vissuto in Germania. Quindi grazie davvero per questa legge. E prendo lo spunto per poter, ci proviamo, facciamo un emendamento, perché credo che potrebbe benissimo avere uno spazio anche in questa legge. Grazie, perché io quel foglio di carta arancione l'ho visto quasi 30 anni fa. Era quello che aveva firmato mio nonno, che era invece prigioniero degli alleati in Sudafrica. Prima era stato ad Alessandria d'Egitto, poi in Sudafrica, e con lui tutti quelli che si erano trovati sul fronte africano, quando nel 41 gli alleati hanno sfondato il fronte e sono riusciti ad arrivare fino a Tripoli. Quindi sono anche loro italiani che sono tornati in Italia nel 47. Nessuno gli ha chiesto monarchia o repubblica, nessuno gli ha chiesto un bel nulla, però tutti loro, come i ragazzi che sono riusciti a tornare dalla Germania, dalla Russia, tutti quelli che hanno servito questo paese, hanno dato il loro contributo tutti assieme per costruire l'Italia migliore. Sono i nostri nonni, sono la nostra storia, e quindi io trovo che questa legge sia una legge bellissima. Tutto qui. Ti ringrazio, noi guarda, prendo la tua, diciamo, la tua richiesta con tanta attenzione. Grazie. Perché abbiamo tanti italiani che hanno svolto, giustamente come hai detto tu, un ruolo essenziale in una situazione brutta, perché sono passati, è vero, 80 anni, ma la guerra è brutta, e la guerra non la vogliamo più vedere. Ma queste persone invece meritano tutta la memoria che il loro gesto, che il loro sacrificio ha determinato. Noi dobbiamo impegnarci, anche perché non vogliamo avere una guerra, non vogliamo avere una guerra vicina, e vogliamo che anzi queste guerre terminino al più presto, ma dobbiamo imparare da questi gesti, perché ci sono persone che hanno amato tanto il proprio paese, rischiando la morte, a volte morendo anche fuori da questo paese, per una guerra che comunque ha liberato poi tutto noi. Quindi dobbiamo assolutamente una memoria di stima e di ricordo, che in effetti a volte è poco, ma in realtà è tantissimo dopo tanti anni. Esattamente, anche perché, lo diciamo per quelli più giovani, nessuno di quelli che io ho conosciuto che hanno combattuto nella seconda guerra mondiale ha mai detto che la guerra era una bella cosa, mai. Per cui, e quelli c'erano stati per davvero, non nei videogiochi. Quindi grazie ancora. Grazie a te, e un saluto per tutti gli ascoltatori. A presto. A presto, sigla.
Qui Parlamento. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Buonasera. E ora? Ora la sento. Mi sente adesso? Sì, mi vede? Buonasera a lei, carissimo. Tra poco entriamo con Paola D'Amico. Perfetto. Perfetto, grazie ancora. A lei. Allora andiamo, Sveva, andiamo pure. L'amica degli animali con Paola D'Amico. A voi la linea. Grazie cara Sveva, eccoci qua alle 18:36 minuti e 33 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi qui a Zoom. Avete ascoltato Vinicio Capossela, Polpo d'Amor 2011, 8 braccia per abbracciarti e per amarti, ma io intanto voglio dare il benvenuto ai nostri ospiti di questa sera, o meglio, la nostra co-conduttrice di questa sera, a sua soavità Paola D'Amico, e al nostro ospite il dottor Piero Amodio. Buonasera a entrambi. Buonasera, grazie di avermi qui. Prego. Paola, ci sei? Non la sento. Vediamo un po' se la troviamo. Comunque, intanto vi presento il dottor Amodio. Il dottor Amodio è un ricercatore del Dipartimento di Biologia ed Evoluzione degli Organismi Marini presso la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, e in particolare il dottor Piero Amodio ha una attenzione verso
gli organismi marini, ma soprattutto i cefalopodi e soprattutto verso i polpi, insomma, l'attenzione verso queste realtà. Come mai, dottore? Io mi occupo dello studio del comportamento e delle abilità cognitive, quindi dell'intelligenza, e i Ecco. polpi, i cefalopodi in generale, ma i polpi in particolare, sono degli organismi molto particolari per questo tipo di ricerca, perché sono dei molluschi invertebrati, sono dei animali molto vicini alle lumache e ai lucci di mare. Contemporaneamente però hanno un comportamento estremamente complesso e un cervello molto grande. Questo li rende un caso quasi unico all'interno del regno animale per studiare come l'intelligenza sia emersa, si sia evoluta in maniera indipendente rispetto a quelli che sono i sistemi di studio più classici, quindi i primati, i cetacei e alcuni uccelli. Quindi è un'occasione irripetibile che nella mia ricerca provo ad esplorare. Senta, qualche anno fa è rimasto famoso il polpo Paul, questo polpo di quest'acquario che mi pare fosse il mondiale del 14, se non sbaglio. Praticamente lui una volta alla settimana veniva mostrato nell'acquario e andava a prendere un cubo con sopra la bandierina di un paese anziché un altro. Ecco, quanto c'entra l'intelligenza in queste cose? Allora, mi fanno questa domanda da quell'anno e io mi Chiedo stavo... scusa. No, io nel senso lo farei anche io dall'altro lato. Mi stavo laureando sui polpi e in realtà io non ho una spiegazione solida, nel senso che l'animale, quel polpo in realtà riuscì ad indovinare i risultati di, se non tutte, molte partite di quel mondiale. E a questo ovviamente non riesco a dare una spiegazione. Probabilmente ci sarà stata una preferenza per qualche tipo di schema, di pattern nella bandiera, che sono i polpi riescono a distinguere diversi colori e diversi pattern. Però oggettivamente è uno di quei casi in cui la ricerca deve alzare le mani all'incredibile capacità del regno animale di stupirci. Cioè, non le saprei dare una spiegazione razionale sul perché e come quell'animale riuscì a indovinare di fila tutti i risultati delle partite. Ecco, ma noi che cosa possiamo imparare dall'intelligenza dei polpi? Cioè, che cosa anche io immagino che si possano replicare, per esempio, dei materiali che hanno la capacità di aderire, come le ventose dei polpi, eccetera, eccetera. So che ci sono delle ricerche in tal senso. Ecco appunto la mente del polpo, entrare nella mente del polpo, che permette di imparare. Dal mio punto di vista il messaggio e l'insegnamento più grande che diciamo emerge dallo studio del polpo è la capacità di mettere un attimo l'intelligenza umana all'interno di un contesto molto più ampio. Cioè, spesso ci consideriamo come l'unica specie intelligente e consideriamo la nostra capacità di adattamento come la migliore o l'unica. Andando a studiare animali così diversi che percepiscono il mondo in maniera così diversa, il polpo ad esempio riesce a percepire lo spazio e gli oggetti attraverso le ventose, quindi come se avesse una lingua su ogni dito e riesce a percepire informazioni chimiche e meccaniche. Ovviamente è un tipo di animale che è profondamente diverso rispetto a noi e studiare l'intelligenza a tutto tondo ci permette di diciamo considerarci come uno degli aspetti, delle specie che hanno evoluto un certo tipo di intelligenza, ma scendere in qualche modo dal piedistallo, di smettere di considerarci come gli unici. Siamo sicuramente una specie che ha un cervello molto, molto sviluppato e un'intelligenza incomparabile, però animali molto più antichi di noi sono riusciti a sviluppare comportamenti estremamente complessi partendo da tutto un altro presupposto, e questo ci insegna molto, anche perché i polpi sono animali solitari. L'intelligenza viene spesso studiata in animali sociali, cioè l'uomo è sociale, i primati sono sociali, ma anche i cetacei. E tra le principali teorie sull'evoluzione dell'intelligenza c'è proprio
un'attenzione a quali sono le sfide sociali che devono essere combattute quotidianamente. Quindi diventare intelligenti potrebbe essere una strategia per competere con altri individui e per cooperare con loro. D'altro canto, però, i polpi sembrano aver sviluppato un certo livello di intelligenza, nonostante siano animali solitari. Quindi questo ci fa capire che l'intelligenza può evolversi in risposta a pressioni diverse. Certo. Ecco, diciamo così, immagino che per esempio si possa replicare o prendere esempio dal polpo, visto che diceva che ogni ventosa è come se fosse un dito. Noi potremmo sviluppare qualcosa come ad esempio come possiamo dire, dei sensori, per esempio, da applicare magari su dei droni per poter intervenire in situazioni di emergenza o di inquinamento, visto che lei mi dice che ha la possibilità, per esempio, di sentire il sapore o la composizione di qualcosa sciolto nell'acqua. Sì, assolutamente, ma forse l'aspetto più intrigante del polpo dal punto di vista di applicazioni anche di robotica e in generale è l'aspetto legato al funzionamento del sistema nervoso del polpo. Cioè il polpo ha un cervello che ovviamente gestisce, elabora gli stimoli e le risposte motorie, ma ha un elevato grado di indipendenza del sistema periferico. Questo significa che le braccia del polpo, per esempio, sono in grado di percepire stimoli e effettuare dei movimenti non completamente sotto il controllo del cervello. Ovviamente, per quanto riguarda lo sviluppo robotico, pensare a dei sistemi alternativi che non siano basati su un cervello, un'intelligenza centrale che vada a gestire tutte le varie parti del robot, o pensando per esempio a sciami di droni, è possibile prendere ispirazione da quello che è le caratteristiche del sistema nervoso del polpo per buttare giù quelle che sono delle applicazioni interessanti anche dal punto di vista tecnologico. Certamente. Senta, attualmente quale aspetto in particolare dell'intelligenza appunto dei cefalopodi lei sta studiando? Un aspetto a cui tengo molto e che sto sviluppando con un progetto che è finanziato dal National Geographic, dalla Society, riguarda la capacità di alcuni polpi di cacciare insieme a pesci. Sembra esserci proprio un comportamento di caccia cooperativa tra le due specie, e la caccia sembra essere basata su un sistema di comunicazione complesso. In Australia e nel Mar Rosso sono state osservate queste cernie che indirizzano il polpo verso una preda nascosta. Quindi, usando un movimento della testa, vanno a indicare il nascondiglio della preda. E quello che fa il polpo è sfruttare al massimo quelle che sono la flessibilità del suo corpo, quindi utilizzando le braccia riesce a penetrare all'interno della tana, cosa che la cernia non può fare. Paolo Adamico, ci sei? Sì, io vi ho sentito quasi sempre, salvo quando ho messo giù perché ho capito che non c'era collegamento. Io vi ho seguiti. Ecco, ci sta spiegando il dottor Amodio, appunto. Prego, vada avanti con la spiegazione, poi diamo la parola a Paola. Prego. E quindi le dicevo, in alcuni casi il polpo è in grado di predare l'animale nascosto inserendo le braccia all'interno della tana, mentre in altri casi il piccolo pesciolino scappa dalla tana e allora la cernia è in grado di acchiapparlo in mare aperto, insomma. Quindi sembra essere questa strategia cooperativa che è basata anche su una divisione dei ruoli, quindi un comportamento molto molto complesso. E quello che stiamo facendo con questo progetto è mettere su un team interdisciplinare di biologi, ma anche di robotici e di storyteller, e vogliamo raccontare questo comportamento particolare da vari punti di vista. Quindi cominceremo con il lavoro sul campo nei prossimi mesi, quindi spero che, diciamo, tra un annetto avrò qualche dato preliminare da raccontare. Paola D'Amico, allora. Piero, ben trovato. Ti ho ascoltato quasi per tutta la trasmissione e mi spiace appunto che non sono riuscita
li ho sentiti, che questo mi fa molto piacere, cose molto interessanti. Volevo chiederti se potevi raccontare anche a RPL la storia di questo polpo raro che tu andrai a studiare in Messico, perché Piero, che è un giovane ricercatore, ricordiamo 38 anni, però è un ricercatore a livello internazionale di grande spessore ed è riuscito ad avere i finanziamenti con i suoi progetti da National Geographic. Perciò mi anticipavi che il Messico ha già cominciato a mettere insieme questo gruppo di lavoro a studiare un polpo molto raro. Ci dici qualcosa di più? Sì, come accennavo prima, i polpi sono animali solitari che hanno tendenze cannibalistiche, quindi gli animali più grandi tendono a mangiare i più piccoli e sostanzialmente si incontrano e hanno interazioni sociali unicamente legate alla fase di accoppiamento. Però esiste un'eccezione molto significativa, che è proprio questa specie che non ha ancora un nome scientifico. Viene chiamato il grande polpo striato del Pacifico ed è un animale che sembra vivere ovviamente sulle coste del Pacifico, dal Messico fino alla parte settentrionale del Sud America, e che però è talmente raro che è stato osservato solo un paio di volte in natura. Non si sa ad oggi, non si conosce un sito dove si possa trovare e studiare. E questo polpo è speciale perché è un polpo che vive in gruppo. Le osservazioni preliminari dicono che questi animali vivono in colonie di 30-40 individui. Gli animali condividono la tana e perfino il cibo tra di loro. Quindi ovviamente studiare questo animale che è così marcatamente diverso da tutti gli altri polpi ci potrebbe fornire qualche chiave interessante per studiare l'evoluzione del polpo. E potrebbe essere un polpo più evoluto? Quello che potrebbe essere successo è che alcune condizioni particolari di quell'ambiente possano permettere questo tipo di differenza comportamentale. Di solito i polpi non vivono in gruppo anche perché sono animali, hanno un elevato numero di predatori e non hanno una conchiglia esterna che li protegge, quindi più polpi si trovano nelle vicinanze, più è facile per un predatore trovarlo. Una possibilità è che questi ambienti dove vive questo polpo raro siano caratterizzati da acqua molto torbida, il che potrebbe permettere a loro di ovviare alla necessità di nascondersi in qualche modo dai predatori, però questa è solo un'ipotesi. Il punto è che il primo step è trovare una colonia di questi polpi e cominciare a studiarli in natura innanzitutto per confermare le osservazioni preliminari e poi per cominciare a capire perché questi polpi sono così speciali. Quindi quello che sto facendo nel progetto è lavorare con dei pescatori locali che ovviamente sono i più grandi conoscitori della zona e che si immergono regolarmente per pescare, e insieme a loro stiamo provando a capire quali sono le zone migliori di questa baia dove trovare il polpo. Quindi abbiamo cominciato e spero ancora una volta di avere risultati interessanti tra qualche mese. È vero che un polpo può rigenerare qualche porzione di un braccio che perde? Sì. I polpi possono rigenerare praticamente l'intero braccio, e la rigenerazione è del tessuto muscolare, della pelle e del tessuto nervoso. E il braccio rigenerato è completamente funzionale, quindi è come se l'animale non l'avesse mai perso. Anche il sistema nervoso? Sì, anche il sistema nervoso. Quindi il controllo che l'animale ha del braccio rigenerato è equivalente a quello che aveva del braccio prima che venisse amputato. Ed è ovviamente una capacità che può avere delle applicazioni molto interessanti anche per la biomedica. Certo. Ed è una strategia evolutiva essenziale per il polpo, perché come dicevamo prima è un animale che è soggetto a un'elevata pressione predatoria. Quando si nasconde in tana, quello che può succedere è che un predatore dia un morso a un braccio, quindi riesca ad amputare parte del braccio, e l'animale, avendo la capacità di rigenerare, riesce poi a riacquisire tutte le sue capacità, quindi a cercare cibo, ad accoppiarsi anche dopo un evento predatorio che può essere significativo. C'è un fatto che mi ha colpito, che cercando ci fa una ricerca veloce in rete polpo,
compare Wikipedia qualche informazione sui polpi e poi subito come cucinarlo, e pare che il consumo di polpo sia veramente a delle quantità esagerate, tanto che adesso si pensa di allevarlo, che però pare sia una cosa abbastanza difficile. Io, siccome sono sempre una fan dei polpi, spero appunto che il pubblico, spero intanto che le vostre ricerche siano poi molto ben indicizzate. Noi dovremo fare tanto per parlarne, per coprire questo spamming pazzesco delle ricette con i polpi. E poi, ripeto, spero che molti siano in ascolto, perché il fatto che appunto i consumi siano in crescendo un pochino mi preoccupa, ecco, proprio sapendo che se ne è parlato, ormai la notizia c'è, appunto, a parte quello dei mondiali di calcio di cui parlava appunto prima Antonino, sono veramente intelligenti, non dobbiamo pensare di esserci soltanto noi, insomma. Sì, assolutamente. Se posso permettermi una battuta, in Sicilia c'è un modo di dire, pulpure muscu, polpo di muschio, per dire qualcuno molto avaro, molto attaccato al denaro, cioè il polipo che vive nelle zone col muschio è uno che ha delle ventose evidentemente molto potenti e molto in grado di restare aggrappate. Quanta capacità ha un polipo in quelle condizioni? Cioè, se uno prova a fare uno sforzo di trazione, quanto può resistere una ventosa del genere? Non le so, ovviamente è un dato molto variabile, perché dipende dall'età e dalla dimensione dell'animale, ma il polpo è sostanzialmente un animale composto da muscoli. Quindi a chiunque sia mai capitato di interagirci, che sia con un animale in vasca o un pescatore amatoriale provando a prenderlo dalla tana, ci si rende conto che anche un animale piccolino di 200 grammi ha una forza che veramente non è indifferente, cioè riesce poi, sfruttando le ventose, riesce a aggrapparsi a un substrato, a una roccia, a un lato della vasca, e quindi riesce a effettuare una trazione che chi non ha mai provato non penserebbe fosse possibile. Certo. Paola, chiudiamo questa nostra conversazione di questa sera. Io intanto voglio ringraziare il dottor Amodio e torni insomma al più presto, perché è una bella storia questa che ci ha un bel fatto che ci ha raccontato questa sera. Comunque Paola, a te la parola. Io seguo veramente con grande passione questi giovani, perché anzi veramente si aprono dei mondi anche per i giovani, ancora più giovani, che devono decidere che cosa studiare, perché ci dimostrano che una natura che noi spesso umani presuntuosi pensiamo di conoscere, in realtà è assolutamente un mondo inesplorato. Poi un altro messaggio è quello ad avere rispetto dell'acqua, del mare e di tutto quello che c'è sotto, diciamo, alla superficie del mare, perché continuiamo a trattare il mare, l'acqua, come se fosse una risorsa infinita, come se fosse un'enorme, gigantesca pattumiera. Parlavo con alcuni esperti, perché volevo fare un lavoro sui porti italiani. In realtà non ci rendiamo conto di quanti inquinanti ci preoccupiamo dell'elettricità, del gas in terra, delle macchine elettriche, no, diesel, però non abbiamo la più pallida idea di quanti inquinanti disperdiamo in acqua. E anche quando ci sono navi che, diciamo, o legislazioni di paesi nordici soprattutto, che impongono l'abbattimento dello zolfo nell'alimentazione dei motori, poi tutto questo finisce in acqua, viene ripulito da meccanismi che però appunto rilasciano in acqua. Quindi dobbiamo pensare all'acqua, che non è un bene infinito, agli oceani, ai nostri mari, a non trasformarli in pattumiere, a evitare che siano inondati di plastica, ma anche da altri inquinanti. Quindi spostiamo un po' l'attenzione su questa parte, diciamo, del pianeta, che è tanto grande, ma comunque non risorsa infinita. Conservarla anche per il bene di queste creature che senza acqua non possono vivere.
Esattamente. Dottore, senta, quali sono ora i suoi prossimi impegni? I prossimi impegni sono legati, sto provando a buttare giù un progetto finalmente in Italia, al Mediterraneo, cioè a Napoli, quindi sto provando ad esplorare un sito dove cominciare a lavorare col polpo più vicino casa, che nel senso ormai con una bimba piccola diventa una condizione necessaria. E mi sto occupando anche di un altro organismo che è sempre legato al mare e che ha anche un fascino particolare, che è il gabbiano. Quindi dall'anno scorso ho iniziato a lavorare sulla capacità di innovazione e problem solving nei gabbiani, e che è una specie molto particolare, sia come simbolo, sia perché ha una capacità di adattarsi anche all'ambiente antropico, quindi lo vediamo sempre più presente in città più o meno vicino al mare. Insomma, mi passi la battuta, il gabbiano non è affatto povero, dice la canzone di Gianni Celeste. Cioè, se lui perde la compagna, ecco qua, esattamente come nella canzone, il gabbiano è in grado di riorganizzare la sua esistenza, insomma. Assolutamente, assolutamente. Però abbiamo molto da imparare da questa storia. Paola, veramente stasera una grande puntata, se mi posso permettere. Tante, grandissimo, veramente. Grazie Piero, grazie di cuore. Grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci Paola. Grazie anche a te, ci ritroviamo Buona la prossima serata, settimana. veramente. Grazie Alla ancora. prossima. Ciao Grazie. Antonino, a presto. A te, Ciao. cara. Adesso jingle e poi un cimelio, la sigla di Rischia Tutto 1970. A dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, le 19, 1 minuto e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Il 5 febbraio del 1970 il mondo del quiz nella televisione italiana non sarebbe stato più lo stesso. Andava in onda la prima puntata di Rischia Tutto, avete ascoltato la sua leggendaria sigla, ovviamente all'inizio andò in onda sul secondo canale e fu il quiz che rilanciò Mike Bongiorno e che cambiò il modo di fare quiz in questo paese. Tra l'altro lui si era ispirato
a Jeopardy, un quiz che va ancora in onda negli Stati Uniti d'America. L'idea come titolo iniziale era di chiamarlo Repentaglio, effettivamente Repentaglio era un titolo nemmeno tutto sto granché, e divenne Rischia Tutto nei giorni prima della messa in onda. Durò per 4 anni, la sua finale, pensate, la finalissima del Rischia Tutto nel 1975, se la memoria non mi inganna, fece l'ascolto quasi pari allo sbarco sulla Luna e a Italia-Germania 4-3, cioè è stato uno degli eventi televisivi più seguiti nella storia della televisione italiana. Mike Bongiorno, Sabina Ciuffini con la minigonna, coi cardinali che sudavano freddo. Sabina Ciuffini ha raccontato che quando lei si preparava, le costumiste e gli autori le dicevano: ricordati che Papa Paolo VI ti guarda, per cui vestiti a modino. Un quiz molto gettonato, un quiz seguitissimo e amato dal pubblico. Poi c'è stata questa riedizione. Mi sarebbe piaciuto partecipare, vi confesso, alla riedizione del Rischia Tutto. Per motivi anagrafici non ho potuto partecipare alla prima versione, quella con Mike, però se dovesse tornare, perché no? Mi andrei a presentare sulla Presidenza della Repubblica. Che ne dite? Secondo me potrebbe essere una cosa interessante. Allora, perché anche la sigla del Rischia Tutto questo 5 di febbraio? Perché in un certo senso siamo al Rischia Tutto, cioè l'Europa si sta rischiando un bel po' di cose con la possibilità che Donald Trump imponga dei dazi. C'è vita oltre ai dazi? C'è una via alternativa? La risposta è sì. Stamattina Luigi Chiarello, amico e valentissimo collega in quel di Italia Oggi, ha pubblicato proprio su Italia Oggi un pezzo sul trattato che da qualche giorno unisce l'Italia e il Cile. È un trattato che può essere uno schema molto utile per l'Europa per rispondere eventualmente a un'ondata senza precedenti di dazi come quella che Trump promette nei confronti del vecchio continente. Come funziona? Adesso ve lo spieghiamo. Sveva, quando sei pronta, vai pure. Allora, io questa sera ho il piacere di trovare di nuovo Luigi Chiarello, che come sapete è valentissimo collega di Italia Oggi, responsabile anche del dorso Agricoltura Oggi, ma io lo chiamo in causa quest'oggi perché lui ha pubblicato un interessante articolo che vi faccio vedere qui su italiaoggi.it. Trump alza i dazi, l'UE fa partire l'alleanza commerciale col Cile. Che cosa vuol dire questo, Luigi? Intanto grazie del tuo tempo e ben trovato. Ben trovato a te, Antonino, e ai radioascoltatori. Significa che sostanzialmente è entrato in vigore un accordo commerciale che è stato negoziato e firmato alla fine del 2023, il 13 dicembre del 2023, perché il Cile lo ha finalmente ratificato, e questo trattato consente sostanzialmente di cancellare il 99,9% dei dazi sulle esportazioni UE in Cile, difende 234 alimenti tipici, cioè indicazioni geografiche dell'Unione Europea e del Cile. Quelle cilene sono per la verità 18, e implementa alcuni nuovi strumenti, come per esempio anche il contrasto di tutte quelle evocazioni che possono indurre sostanzialmente il consumatore nel credere che un prodotto sia originario dell'Unione Europea quando invece è fatto altrove. In Italia questo fenomeno lo conosciamo come Italian sounding, quindi colpisce anche i prodotti che sono contrassegnati con bandierine o nomi o indicazioni, diciamo, di carattere geografico che richiamano un altro paese, come può essere l'Italia, mentre magari viene fatto altrove il prodotto alimentare. Poi ci sono però tutta una serie anche di novità che riguardano anche il commercio, garantendo una maggiore facilità negli scambi tra le due strutture, tra i due paesi, o meglio tra l'Unione Europea e di cui l'Italia fa parte, e il Cile, che, ricordiamolo, ha un mercato di 20 milioni
di consumatori, ma sono sostanzialmente il secondo mercato in Sud America per capacità di spesa, perché sono il secondo mercato per PIL pro capite. Oltre a questo, diciamo, ci sono, dicevo, tutta una serie di facilitazioni di carattere commerciale e soprattutto ci sono 2 innovazioni rilevantissime che finora non si erano mai viste all'interno degli accordi di libero scambio, e cioè che devono essere rispettate le normative ILO, cioè le normative di tutela dei lavoratori, devono essere rispettate, deve essere rispettata la parità di genere nelle transazioni commerciali, quindi sostanzialmente non possono essere discriminate le donne, e nelle catene di approvvigionamento per la prima volta c'è un richiamo esplicito anche alla sostenibilità, quindi devono essere improntate a criteri di sostenibilità. Per cui è un nuovo modello di accordo di libero scambio che sembra contrapporsi ai vecchi modelli che hanno caratterizzato la globalizzazione fino ad oggi e soprattutto alla politica muscolare di Trump, che vuole eliminare gli accordi di libero scambio, giocare tutto su relazioni bilaterali di carattere muscolare con i rapporti di forza, e quindi si creano sostanzialmente 2 modelli contrapposti. Da un lato quello delle relazioni bilaterali, diciamo alla Trump, dall'altro invece quello di un'Unione Europea che vuole dialogare con gli altri paesi partner e soprattutto che vuole anche aggredire, diciamo, commercialmente il Sud America, che, come ben sappiamo, in base alla dottrina Monroe, che ha caratterizzato a lungo la politica estera degli Stati Uniti, è considerata il cortile di casa degli Stati Uniti d'America. E questa è un'azione molto incisiva e particolarmente efficace dal punto di vista geopolitico, se si pensa che il Sud America ha dato forza e spago al cosiddetto Sud globale, alla Cina e alla Russia, per isolare politicamente il G7 e il G20, poi in parte, soprattutto il G7, a vantaggio dell'aggressività di Putin. Passami una battuta, allora c'è vita oltre i dazi. C'è vita oltre i dazi, anche perché i dazi sono un'arma veramente a doppio taglio, molto pericolosa, perché Trump non ha fatto i conti con una cosa: la spirale inflazionistica che possono accendere soprattutto nel suo paese. Cioè Trump ha vinto le elezioni promettendo la lotta all'inflazione. I dazi hanno come primo effetto quello di aumentare il costo della vita dei consumatori, e in questo caso dei consumatori americani. Per cui Trump andrebbe in netta contraddizione con il mandato che gli hanno dato gli americani, che è quello di abbattere l'inflazione. Aumentare i dazi ha questo come primo effetto. Se si innesca una spirale daziaria, questa spirale inflazionistica può riaccendersi dopo anni in cui le banche centrali hanno cercato di contenerla aumentando i tassi di interesse. Senti, questo modello Cile, chiamiamolo così, può essere adottato dall'Europa, e soprattutto dov'è che possiamo aggredire e ottenere i vantaggi commerciali maggiori? Allora, intanto c'è questo trattato di libero scambio che è stato firmato dopo anni e anni e anni e anni di negoziati con il Mercosur, ma lì, diciamo, gli accordi che sono stati presi sono più penalizzanti per l'Unione Europea, e infatti avrai notato che mentre l'accordo col Cile, l'accordo commerciale col Cile, che è a una prima fase, perché poi gli Stati membri dovranno ratificare la seconda parte dell'accordo che diciamo è soggetta all'obbligatoria ratifica, si chiama l'AFA, la seconda parte dell'accordo, mentre questa che è entrata in vigore adesso si chiama l'ITA. Ecco, una volta che sarà ratificata l'AFA, l'ITA decade. L'AFA prevede sostanzialmente intese rafforzate su politica, cooperazione e protezione degli investimenti reciproca. Allora, dicevo, c'è l'accordo di libero scambio col Mercosur. Quello è più penalizzante per l'Europa e ha sollevato le proteste da parte degli agricoltori europei, perché effettivamente apre, come dire, la via a un maggiori contingenti di importazioni, soprattutto per quanto riguarda alcune produzioni sensibili come le carni, nel mercato europeo, ma non solo. E quindi quello potrebbe essere un banco di prova per conquistare geopoliticamente il Sud America, ma altri accordi di questo tipo potrebbero essere siglati anche con paesi africani. Una volta c'era stata anche, per esempio,
l'apertura di un corridoio verde con l'Egitto. Adesso il governo ha riacceso la sponda nel sud del Mediterraneo con la propria politica estera e lì potrebbe svilupparsi il piano Mattei, e se questo piano Mattei dovesse diventare anche un piano Mattei europeo, un accordo di libero scambio con i paesi africani potrebbe seguire questo modello. Senti, per chiudere la nostra conversazione ringraziandoti del tuo tempo perché so che oggi è molto poco e davvero grazie ancora. Trump, i dazi, cosa può colpire in Italia, quanto danno ci può fare, cosa la Meloni, che già parla di mediazione, può ottenere secondo te? Allora, il mercato americano per l'Italia è molto importante. L'Italia è un paese export oriented, è il terzo esportatore europeo verso gli Stati Uniti d'America. Credo che, i margini di negoziazione sono buoni perché c'è un'ottima relazione tra il governo italiano e il governo americano, e perché effettivamente, l'attuale leadership italiana è considerata credibile e, al riguardo, al di là delle speculazioni politiche dell'opposizione, tra maggioranza e opposizione, non si possono non ascoltare le parole del CEO di Banca Intesa Messina, che ieri, ha detto che sostanzialmente il governo italiano è fortemente accreditato in questo senso. In più ci sono le relazioni che abbiamo visto con Musk, che sta soffiando molto sulla coalizione dei Patriots in Europa con questo Make Europe Great Again, cioè sostanzialmente una rievocazione del modello americano anche in Europa. Per cui diciamo le possibilità di negoziazione ci sono, però l'Italia deve stare molto attenta a non finire ancella degli Stati Uniti d'America, cioè se il rapporto diventa ancillare, a quel punto la credibilità del governo italiano decade di fronte ai partner europei, e l'Italia deve tener ben presente che il suo primo interesse non sono cioè il suo primo interesse politico, non commerciale, ma politico, non è negli Stati Uniti d'America, ma è nell'Europa. Perché l'Unione Europea è un amplificatore di potenza per l'Italia. E quindi deve lavorare in quel senso, perché altrimenti mi piace dire questa cosa qui, che questa definizione qui. L'Unione Europea in questo momento è un gigante erbivoro come dire, circondato da animali carnivori, da giganti carnivori. Cioè noi in questo momento siamo una potenza e non abbiamo una, democrazia effettiva in Europa nel senso che il voto non mette continuamente alla prova le leadership di comando che le istituzioni europee. C'è un Europarlamento che però è depotenziato rispetto alla sua capacità, non c'è un presidente dell'Unione Europea come negli Stati Uniti d'America, e questo rende l'Unione Europea non una nazione o una federazione, ma una coalizione tra stati. Questo evidentemente la indebolisce e lo abbiamo visto anche nell'ultimo Consiglio europeo, perché non si è trovata già una posizione comune per rispondere agli Stati Uniti d'America, cosa che invece Canada, Messico e Cina hanno fatto in un battibaleno, e questo spiega sostanzialmente quali sono le difficoltà dell'Europa. In questo quadro l'Italia si candida come negoziatore e sponda di negoziato, ma al contempo non deve dare l'impressione ai suoi partner UE di essere ancella degli Stati Uniti d'America, perché, ripeto, l'amplificatore di potenza dell'Italia è nella costruzione di un edificio europeo che sia il più possibile federale, secondo me, perché qualunque altra formula non consente all'Europa di competere ad armi pari con i competitor, in un mondo in cui, diciamo, i carnivori sono tanti e noi ci comportiamo ancora da erbivori. Ecco, sarebbe ora di cominciare a farci crescere le unghie e i denti allora. Questo però dipende, sai, anche dai sovranismi che in un certo sono in contraddizione, perché da un lato vogliono che gli stati tutelino il più possibile gli interessi dei cittadini con il potere che è il più prossimo possibile al controllo dei cittadini.
e dall'altro lato però serve che l'Unione Europea faccia quello che gli Stati non possono fare e quindi dovrebbe delegare a Bruxelles una sovranità che altrimenti in questo momento gli Stati europei non vogliono delegare, che è la sovranità sugli esteri, la sovranità sulla difesa e anche sull'energia, sulla politica dell'energia, sulla politica fiscale. E quindi sono tutte sovranità che fanno la sovranità di uno Stato, di una nazione, e che in questo momento gli Stati europei non vogliono delegare. E finiscono per dividersi in sospetti contrapposti che finiscono poi per danneggiare i singoli paesi. Le singole rendite di posizione alla lunga sono perdenti. Oggi guardavo una statistica, la Germania rispetto ai PIL prodotti dai singoli stati degli Stati Uniti d'America si posiziona al 10° posto sopra e ci sono 10 stati tra gli stati degli Stati Uniti d'America che producono più PIL. Quindi voglio dire, di che cosa parliamo? Cioè, siamo già piccoli, divisi, cioè uniti, immaginarsi divisi, insomma. Insomma, è ora di decidere che cosa vorremmo fare da grandi. Secondo me sì, anche perché Trump ce lo impone. E anche se vuoi la questione israelo-palestinese, così come la questione ucraina, risentono di questa cosa, cioè dell'assenza di un attore geopolitico forte che controlli il quadrante, così come gli Stati Uniti con la dottrina Monroe ambiscono o riambiscono a fare in America. Cioè la dottrina Monroe 2.0, che è quella applicata in questo momento da Trump, anzi 3.0, prevede sostanzialmente che gli Stati europei non debbano curarsi delle questioni, degli affari che interessano gli Stati del Sud America e del Centro America. Rubio è uno dei principali esponenti di questa teoria, infatti è andato a Panama per ribadire la sovranità americana su quel canale che ha costato anche molte vite agli americani, per la sua cui costruzione gli americani hanno pagato un duro prezzo. Ma prevede che, a differenza della dottrina Monroe originaria, che gli Stati Uniti d'America possano tutelare i propri interessi in qualunque parte del globo, legittimamente, quindi anche in Ucraina. E guarda caso, Trump ha cercato subito di passare all'incasso sulle terre rare in Ucraina in questi giorni. Quindi diciamo che è un mondo in cui si sta tornando alle sfere di influenza e l'Europa deve decidere se finire ostaggio delle grandi potenze contrapposte come era durante la Guerra Fredda o darsi una propria connotazione. E credo che su questo rebus ci sarà molto da riflettere nel tempo a venire. Grazie ancora Luigi. Grazie a te Antonino, grazie ai radioascoltatori. La linea Antonino. E rieccoci alle 19:20 grazie Sveva, rieccoci alle 19:20 e 46 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. E allora, noi già che ci siamo, appunto, vi vogliamo raccontare quello che succede nel mondo. Intanto 340-670-9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, e poi 0292947222 se volete intervenire per telefono. Facciamo un recap di quello che è successo questo pomeriggio, perché questo pomeriggio c'è stata davvero tanta roba. Intanto il caso in Italia, lo sapete benissimo, il governo ha riferito con il ministro della giustizia Nordio e con il ministro dell'interno Piantedosi, ha riferito a proposito del caso Al-Masri. Questo non è stato ritenuto sufficiente dalle opposizioni, le quali a maggior ragione hanno insistito sulla presenza di Giorgia Meloni in aula e di spiegazioni direttamente da lei. Allora andiamo a vedere che cosa è accaduto. L'altra notizia del giorno è che l'ambasciatore israeliano in quel dell'ONU ha detto sì al piano di Trump, ma serve il consenso dei palestinesi. C'è la possibilità di
trasferire i palestinesi, 1.500.000 anime dalla striscia di Gaza, sottoporre il territorio a una sorta di protettorato statunitense per i prossimi 15 anni, ricostruire tutta Gaza e a quel punto farla diventare, dice Trump, la riviera del Mediterraneo orientale. L'ambasciatore israeliano all'ONU, Danny Danon, ha detto che Israele sostiene il piano del presidente Trump per la striscia di Gaza, ma ha anche aggiunto che i palestinesi non dovrebbero essere costretti ad andarsene senza il loro consenso. Penso che siamo tutti d'accordo che dovrebbe essere richiesto il consenso delle persone a lasciare il luogo in cui vivono e il consenso degli altri paesi a riceverle, ha detto Danon alla CNN. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, secondo quanto riferisce l'ANSA, metterà in guardia oggi contro la pulizia etnica a Gaza e in particolare il segretario generale, riferisce il suo portavoce Stéphane Dujarric, il segretario generale dirà che nella ricerca di soluzioni non dobbiamo peggiorare il problema. È fondamentale che restiamo fedeli ai fondamenti del diritto internazionale. È essenziale evitare qualsiasi forma di pulizia etnica e naturalmente riaffermerà la soluzione dei due stati. Israele seguirà la decisione degli Stati Uniti e si ritirerà dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU. Lo ha annunciato il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa'ar parlando di discriminazione nei confronti di Israele. Questo lo riporta il quotidiano Haaretz. Il mio piano per Gaza piace a tutti, l'ha detto Trump alla Casa Bianca. Il presidente americano ha insistito sul fatto che tutti amano la sua proposta che gli Stati Uniti prendano il controllo della striscia di Gaza, nonostante un clamoroso rifiuto da parte dei palestinesi, dei leader del Medio Oriente e dei governi di tutto il mondo. Piace a tutti, ha detto Trump ai giornalisti nello studio Ovale durante il giuramento della nuova Attorney General Pam Bondi. Tra l'altro l'amico Bibi Netanyahu, che è andato a incontrare il presidente Trump, ha ringraziato il presidente americano, l'ha definito il miglior amico di Israele, riconoscendogli di essere stato determinante nel raggiungimento della tregua a Gaza e sostenendo che il suo piano per la striscia cambierà la storia. I legami tra USA e Israele sono indistruttibili, ha aggiunto poi Trump in conferenza stampa con Netanyahu, sottolineando che negli ultimi 2 anni i rapporti sono stati messi a dura prova, ma con me e te saranno più forti che mai, ha aggiunto. Per quanto riguarda appunto Gaza, ha detto sempre Trump, gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza, controllo a lungo termine che porterà stabilità a Medio Oriente. Gaza sarà la riviera del Medio Oriente e i palestinesi devono lasciare Gaza e vivere in altri paesi in pace. Gaza è un simbolo di morte e distruzione per decenni. I palestinesi vogliono tornarci perché non hanno alternative. Vedremo che cosa succederà in questo senso. Io penso, vi dico la verità, penso che non sia il caso di allontanare i palestinesi da Gaza per il semplice e banale motivo che questo favorirebbe soltanto l'esportazione di semi d'odio che a loro volta genererebbero terrorismo negli altri paesi arabi in cui dovessero essere rilocati i Gazawi, e tra di loro certamente ci sono anche quelli di Hamas. Del resto mi pare che i paesi arabi non abbiano voluto in tutta questa vicenda, non abbiano assolutamente voluto farsi carico di Gaza e dei Gazawi. Mi sembra abbastanza chiaro. Mi sembra ancora ulteriormente chiaro che l'Arabia Saudita, dietro l'ipocrisia del dire vogliamo la soluzione 2 popoli e 2 stati, altrimenti non firmiamo gli accordi di Abramo con Israele, chiaramente sta anche dicendo, vedete che noi i palestinesi non li vogliamo in casa. Quindi magari è un bluff, l'ennesimo bluff trampiano per dire ai paesi arabi, benissimo, noi non ve li mandiamo in casa, però voi a questo punto coopererete a garantire la sicurezza di Gaza, a garantire la libertà dei Gazawi, eccetera, eccetera. E poi cosa resta? E poi però resta sempre una realtà sullo sfondo, una realtà che in questo momento sta zitta, muta, segue l'evoluzione dei fatti, ed è l'Iran. E sapete che ieri Trump è stato esplicito, ha detto se tenteranno di assassinarmi ho lasciato l'ordine che l'Iran debba essere raso al suolo. Ora,
io non credo che un presidente degli Stati Uniti faccia una dichiarazione del genere in pubblico così a cuor leggero. Non credo affatto. Per cui, anche qua, c'è da riflettere. Andiamo in Italia, caso Al-Masri. Abbiamo ancora 3 minuti, poi ci fermiamo per una pausa e ascolteremo una bella canzone di Bob McGilpin, Superstar del 1978. Siamo qui sull'ADN Cronos, Al-Masri, Nordio, pasticcio dalla Corte Penale Internazionale, io non sono un passacarte. Le opposizioni ribadiscono, la Meloni venga in aula. Il ministro della Giustizia e dell'Interno riferiscono a Camera e Senato sul caso del comandante libico, ma le opposizioni tornano a chiedere che la Premier riferisca in Parlamento. Che cosa hanno detto allora i due ministri? In particolare, le informative di Nordio e Piantedosi sono state del tutto insoddisfacenti, hanno dato risposte non esaustive, anzi con 2 linee in contraddizione tra loro. Ma entrambi hanno chiamato in causa la sicurezza nazionale e il ruolo della Presidente del Consiglio. Per questo ribadiamo la richiesta di un'informativa urgente della Premier Giorgia Meloni. Oggi nei banchi del governo pieni mancava solo lei, dice la capogruppo PD Chiara Braga in aula. Una richiesta avanzata da tutti i gruppi d'opposizione, dice il capogruppo 5 Stelle Riccardo Ricciardi. Oggi il ministro della Giustizia ha sbugiardato la Premier, lei deve venire in aula e non nascondersi dietro ai suoi servi. E poi Angelo Bonelli per Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi i 2 ministri sono venuti in aula a delegittimare le istituzioni, Nordio in particolare, compresa anche la Corte Penale Internazionale. Abbiamo sentito bugie inaccettabili, Meloni venga in aula e non sui social a raccontare le sue bugie. Alla richiesta si sono aggiunti anche Italia Viva col capogruppo Davide Faraone ed Elena Bonetti di Azione. Cosa ha detto Nordio? Nordio, riferisce sempre l'ADN Cronos, dice: ho manifestato subito la disponibilità ad essere ascoltati il prima possibile. Eccomi qua per chiarire questa vicenda sulla quale ci sono tantissime incertezze, inesattezze, talune grossolane contraddizioni. Tanto più la richiesta proveniente dalla Corte Penale Internazionale è articolata e complessa, tanto maggiore deve essere la riflessione, anche critica, sul suo procedere logico, sulla sua coerenza argomentativa, sui dettagli degli elementi citati e la coerenza delle conclusioni cui perviene. Come vedremo, questa coerenza manca e quell'atto è radicalmente nullo. Inoltre, dice Nordio, l'atto è arrivato in inglese senza essere tradotto. Sin dalla prima lettura il sottoscritto notava una serie di criticità sulle richieste d'arresto che avrebbero reso impossibile un'immediata richiesta alla Corte d'Appello. Non so perché abbiano agito in modo così frettoloso da sbagliare completamente un atto così solenne, ma è mia intenzione attivare i poteri che la legge mi riconosce e chiedere alla Corte Penale giustificazione circa le incongruenze di cui è stato mio dovere riferire. La Corte si è corretta, ha rilevato i difetti e ha cercato di cambiarli 5 giorni dopo perché si era accorta che aveva fatto un immenso pasticcio. Il ruolo del ministro non è semplicemente quello di un organo di transito delle richieste che arrivano dalla Corte, non è un passacarte, scandisce facendo riferimento alle norme relative alla Corte Penale Internazionale, ma è un organo politico che deve meditare il contenuto delle richieste in funzione di un eventuale contatto con gli altri ministeri, con altre istituzioni o con altri ordini dello Stato. Per quanto riguarda Piantedosi ha detto che Al-Masri non è mai stato un interlocutore del governo per vicende che attengono alla gestione e contrasto del complesso fenomeno migratorio. Smentisco poi nella maniera più categorica che nelle ore in cui è stata gestita la vicenda il governo abbia ricevuto alcun atto o comunicazione che possa essere anche solo lontanamente considerato forma di pressione indebita assimilabile a minaccia o ricatto da parte di chiunque, come è stato adombrato in alcuni momenti del dibattito pubblico sviluppatosi in questi giorni. Al contrario, ogni decisione è stata assunta, come sempre, solo in base a valutazioni compiute su fatti e situazioni, anche in chiave prognostica, nell'esclusiva prospettiva della tutela di interessi del nostro Paese. Quanto all'uso dell'aereo, in linea con quanto avvenuto in numerosi casi analoghi, anche in anni precedenti e governi diversi dall'attuale, è andata di pari passo con la valutazione effettuata per l'espulsione di Al-Masri. La predisposizione dell'aereo rientra tra quelle iniziative a carattere preventivo, quindi aperto ogni possibile scenario, compreso l'eventuale trasferimento in altro luogo di detenzione
che spettano a chi è chiamato a gestire situazioni che implicano profili di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico di tale rilevanza, afferma Piantedosi. Pausa e poi Bob McGilpin, Superstar 1978. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie ancora Sveva 0292947222. Avete ascoltato Bob McGilpin con Superstar nel 1978. Siamo nell'ultima parte di Zoom. Allora, se volete
commentare 0292947222 oppure 340 670 9659. Ma c'è già una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Quella! Bonsoir à tout le monde, un saluto noblesse oblige da parte mia, Michele Caruso. Madame Monsieur, comment ça va? Ça va bien? Tutto bene, dimmi tutto. Eccomi, il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la Talk Radio in Zoom, in mezzo Vai. ai fatti, insieme a Antonino Danni. Dunque, il punto di Michele Caruso. Forse l'ultimo atto del caso il criminale stupratore di bambini che è stato rimpatriato in Libia dopo essere stato arrestato in Italia e per cui è arrivato un avviso di garanzia alla Premier Meloni con tanto di accuse di favoreggiamento e peculato. Applausi in aula dai della maggioranza per il ministro Carlo Nordio, durante l'informativa su Al-Masri, il ministro chiamato in causa da Angelo Ponelli ha replicato rivolto all'opposizione: lei sarà sentito dalla Corte, non avete letto le carte, non sapete di cosa state parlando. A quel punto il presidente Lorenzo Fontana è intervenuto affermando che i collegi devono essere rispettati e i colleghi non si rivolgono al ministro perché non si è un dibattito. Ma su Al-Masri l'opposizione non molla. Nell'aula della Camera e chiede, dopo l'informativa di ministri Caro Nordio e Matteo Piantedosi, che ora sia la Premier a riferire in Parlamento. I ministri hanno dato risposte non esaustive e su linee diverse, entrambi hanno richiamato il ruolo della Presidente del Consiglio di Giorgia Meloni e noi oggi ribadiamo la nostra richiesta: avere qui in aula l'informativa urgente della Presidente del Consiglio. Ha detto per prima la capogruppo del PD Chiara Braga. Nordio ha bugiardato la Premier e lei deve venire in aula, non nascondersi dietro i suoi servi costantemente. Ha fatto eco il pentastellato Riccardo Ricciardi. E dunque Renzi dice che la Meloni pensava di aver trovato se stessa come le di ferro, invece si è ritrovata davanti l'uomo di burro, forte coi deboli e debole coi forti. Se ci fosse stato un minimo di coraggio da parte della vile Premier, ella sarebbe venuta qui, avrebbe dato una risposta agli italiani, avrebbe detto che c'è un interesse nazionale di questo paese e si chiama ENI. Se Meloni avesse voluto difendere l'interesse nazionale avrebbe detto: ma non lo fa, caccia ai torturatori di bambini. Lo ha detto il senatore e presidente di Italia Viva Matteo Renzi nel dibattito al Senato sul caso Amsari. E vado a concludere, Antonino, in alcuni passaggi l'intervento è stato introdotto dalle polemiche delle opposizioni. Schlein parla d'avvocato difensore di un torturatore, dice la segretaria del PD e leader dell'opposizione Schlein, e dice tra l'altro che Nordio era stato informato dal giorno dell'arresto e dunque ha fatto finta di non sapere nulla. Lei non ha parlato da ministro ma da avvocato difensore di un torturatore. Il ministro deve trasmettere gli atti della Corte Penale Internazionale. Aggiunto, le accusa noi di non aver letto le carte, ma lei non ha letto la legge. Il ministro Nordio alla violata davanti al paese, così conta Nordio, dice che ha parlato d'assoluttore, è una vergogna, e Bonelli il governo perché hanno liberato un criminale come Al-Masri. Tu cosa ne pensi, Antonino? Io credo che veramente sia uno scandalo ciò che è successo, che la Meloni, se è Presidente del Consiglio italiano e ha l'onestà intellettuale per essere tale, dovrebbe veramente mettersi la faccia e spiegare in Parlamento. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Allora, che cosa ne penso io? Io ne penso molto semplicemente quello che Pierluigi Magnaschi ha scritto questa mattina nel Diritto e Rovescio su Italia Oggi. Cioè, c'era una valutazione da fare su questa figura e su questo personaggio, e ora io vado a prendere il Diritto e Rovescio che Magnaschi ha scritto questa mattina e faccio parlare direttamente lui, in modo tale che sia chiaro come la penso e sia chiaro, diciamo così, come vedo questa vicenda. Ecco qua un momento che si carica, perché credo che sia opportuna una precisazione. Ecco qua. Aspetta che l'apriamo. Ci vuole un momento di pazienza. Ecco. Ve lo leggo. Questo è il Diritto e Rovescio di Pierluigi Magnaschi di quest'oggi. Perché sul caso Al-Masri l'Italia non poteva andare a uno scontro frontale con la Libia? Perché la Libia è la base più avanzata dei trafficanti di esseri umani. Se avesse aperto le porte avremmo subito un'invasione di clandestini.
La Libia è inoltre uno snodo essenziale per le forniture energetiche, gas e petrolio. Se chiude i rubinetti provoca una grave crisi in Italia e non solo. Ancora, ci sono molti tecnici e dirigenti italiani in Libia che lavorano per le nostre compagnie energetiche. Rapirne un paio e chiedere un riscatto è un gioco da ragazzi. Infine è un paese che pullula di terroristi islamici che sarebbero ben felici di organizzare qualche attentato anche in Italia. Sono tutti argomenti che un governo responsabile deve valutare nel fare le sue scelte, per non mettere a rischio la sicurezza nazionale. L'opposizione lo sa bene, ma preferisce far caciara. Ci prendono in giro. Ripeto, ci prendono in giro. Così ha scritto Pierluigi Magnaschi. Io non ho altro da aggiungere, anche perché mi pare che questo paese già con altri governi abbia usato aerei di Stato per rimandare gente al proprio paese, quindi non ho molto altro da dire. Poi la storia è una storia lunga. L'altro giorno facevo l'esempio dell'aereo Argo 13 nel 1973, anche quella è un'altra storia che varrebbe la pena andare a ritrovare sui libri di storia. C'è un bellissimo libro di Enrico De Aglio che è lungo 1 migliaio di pagine, ma che è dedicato appunto agli anni 70. Se avete tempo e pazienza, leggetevelo, perché troverete anche la storia del Largo 16. Allora, il punto, le 19:43 minuti e 43 secondi. Se avete voglia, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo scarso. 0292947222 per dire la vostra. E naturalmente poi ci avviamo ovviamente a concludere questa trasmissione e questa puntata odierna. Allora, andiamo a vedere adesso sempre ADN Kronos. Vediamo che cosa troviamo sull'ADN. L'ADN apre appunto con Gaza, Israele sia il piano di Trump, ma serve il consenso dei palestinesi. Al-Masri, Nordio, pasticcio della Corte Penale Internazionale non sono un passacarte, le opposizioni ribadiscono la Meloni venga in aula. L'intervista dell'ADN a Tommaso Fotti, ministro degli affari europei, stabilità del governo, miglior indicatore per il PIL, accelerare al massimo il PNRR. Roma, 36enne ferito da colpo di pistola al Casilino, mi volevano rapinare, l'uomo è stato colpito alla gamba, ha raggiunto in auto l'ospedale, è entrato in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Aurora Tila, autopsia sulla tredicenne morta a Piacenza, è stata spinta giù dal terrazzo. Si aggrava la posizione del fidanzato quindicenne, al momento in carcere con l'accusa di omicidio volontario. L'adolescente era precipitata al palazzo di casa sua nell'ottobre del 24. Cosenza, spari contro inviato Mediaset, voleva intervistare il papà di alcuni fratellini maltrattati. Infine Milei come Trump, Argentina, via dall'OMS. Con questo noi abbiamo finito, ci salutiamo con una bella canzone di Claudio Baglioni per voi ragazze romantiche, 1000 giorni di te e di me del 1990. Appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
Avete ascoltato